L'intendimento di questa sera è quello di sostanzialmente tracciare i confini di questa normativa del piano casa. Sapete che è una norma nazionale che poi è stata demandata alle regioni e quindi l'obbligatorietà per tutti i comuni di applicarla per rilanciare, come si suol dire, o cercare di rilanciare l'economia. Quindi è una norma che resterà in carica per 2 anni e dopodiché dovrebbe decadere e via dicendo. Ecco, vi anticipo solo che dopo di questa sera, allora adesso daremo un po' la parola ai nostri relatori, che è il geometra Angelo Risotto, qui alla mia sinistra, che è tecnico comunale e traccerà sostanzialmente un riepilogo della nostra storia del comune, quali sono le proiezioni e via dicendo. Dopodiché l'ingegnere Ciro Perusini, che illustrerà così il parallelismo anche con il piano di interventi, che farà un piccolo accenno e via dicendo, e dopodiché l'assessore elencherà quello che sono gli intendimenti o quelli che sarebbero gli intendimenti che vorremmo noi portare come amministrazione nel comune. Dopodiché l'avvocato Grosso traccerà invece i confini giuridici entro i quali è possibile muoversi. Quindi subito dopo verrà, e daremo molto più risalto e più tempo a quella che sarà poi l'eventuale richiesta o domande di spiegazione di interpretazione che i relatori saranno in grado di poter fare. Buon ascolto a tutti. Buonasera signori, buonasera a tutti. Niente, io farò una breve premessa anche per lasciare spazio poi ovviamente agli approfondimenti che merita che tra l'altro è già stata modificata con una legge successiva appena 10 giorni fa, per cercare di inquadrare il problema dal punto di vista dell'andamento del mercato, tra virgolette, edilizio all'interno del comune di Farovento. Ovviamente mi baserò su dati e fonte provenienti dagli uffici comunali e con un brevissimo accenno poi all'andamento del mercato in generale nel settore, quindi non riferito al comune di Fontana, ma riferito nel caso specifico a quello che sta succedendo in Italia. Allora, la prima tabella che vi mostro è quella che fa il riassunto della